Si chiude qua questo 2016, un anno così molto importante per la nostra associazione, un anno ricco di gratificazioni. Veramente siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, tante cose veramente belle, positive per la nostra città, per Novara. Siamo partiti con il carnevale che abbiamo organizzato. Poi abbiamo avuto 3 eventi molto importanti, tutti e 3 di beneficenza, veramente uno più bello e più importante dell'altro. Il primo evento è stato in favore del Sorriso con Luca, c'è qua la Daniela, dove veramente c'è stata una grande partecipazione e siamo contenti, Daniela, di quello che siamo riusciti a fare, perché stiamo sostenendo, diciamo sempre, questa borsa di studio molto importante per la ricerca. Poi abbiamo avuto i bambini della Bielorussia, lo sapete perché ci sono state le interviste, dei bambini che ci hanno scaldato il cuore perché con la loro semplicità veramente ti danno qualcosa che ti rimane dentro per sempre. Poi abbiamo proseguito la nostra beneficenza con la cena che abbiamo organizzato a favore degli ammalati del Parkinson, così con i fondi raccolti stiamo sostenendo dei fisioterapisti che andranno direttamente a casa degli ammalati e quindi abbiamo fatto qualcosa di carino. Vedete, siamo stanchi, siamo sfiniti, abbiamo lavorato tantissimo, questa sera avete visto le immagini, era tantissima gente, tanti soci, tanti amici, però è andato tutto bene. Io ringrazio come sempre tutti i miei collaboratori perché senza di loro non potrei fare queste cose. Questa sera abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi anche i ragazzi dell'Anfas che si sono veramente divertiti e siamo riusciti a fare qualcosa di carino anche questa sera.